La tragedia della discoteca Collective ha spronato la società romena a combattere la corruzione. In Slovenia gli elettori hanno bocciato la legge che riconosceva i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le montagne della Zagoria, dove sono custodite le antiche tradizioni della Grecia. La miniera di Altaussee in Siria, dove Hitler voleva custodire i capolavori depredati in Europa. La palinka, la tradizionale grappa di albicocche, immancabile nei banchetti natalizi in Ungheria. Con l'orgoglio di mamma, Cristina Scerban ci mostra le foto dei suoi due ragazzi, Nicoleta e Alexandru, 16 e 17 anni. La loro band metal preferita è andata a trovarli in ospedale. Seppure feriti e con cure lunghe e costose da affrontare e chissà mai dove troveranno i soldi, loro però ce l'hanno fatta. La lista di chi non ha avuto la stessa fortuna, per ora siamo a quota 62 morti nell'incendio della discoteca Collective a Bucarest il 30 ottobre scorso, e la carrellata dei volti, a 2 mesi di distanza dalla tragedia, ancora tolgono il fiato. Do you remember? We used to be invincible. We're not numbers, dice uno striscione, ed è vero che questo incendio ha sconvolto la Romania molto più di un semplice, seppure enormemente grave, fatto di cronaca. La contabilità delle emozioni e delle loro conseguenze politiche supera di gran lunga quella delle vittime. La tragedia ha tirato fuori la frustrazione popolare accumulata negli anni, quando più di 10.000 persone sono scese in piazza arrivando a ottenere la caduta del governo. Lo slogan più urlato era "La corruzione uccide". Alle 20:30 di venerdì 30 ottobre nel Collective c'erano 400 persone invece delle 80 autorizzate. Al quinto brano in scaletta, lo show del gruppo hard rock Goodbye to Gravity prevedeva il lancio di fuochi pirotecnici da interni. In un attimo gli arredi hanno preso fuoco ed è stata la carneficina. Facile per le autorità addossare tutte le colpe a proprietari del locale e impresari dello spettacolo. Col passare delle ore e col montare delle proteste di piazza, giornalisti coraggiosi, avvocati impegnati, gruppi spontanei di cittadini scoprivano che quella tragedia era il frutto certo dell'imprudenza degli organizzatori, ma anche di una lunghissima serie di illegalità e di un clima di corruzione ad ogni livello. Evident că oamenii și-au dat seama că au fost mințiți. La gente ha capito di essere stata ingannata dalle autorità. Noi riteniamo che se in quel locale nessuno faceva controlli è perché c'era collusione fra proprietari, vigili del fuoco e altre autorità di sorveglianza. Raportare la stat, da, simțim sprijinul publicului. Il giornale che sta investigando con più risultati sul caso del Collective è, pensate un po', la Gazzetta dello Sport rumena. Il direttore ci spiega che altre volte si erano occupati di scandali legati alla corruzione, ma di mezzo c'era sempre lo sport. Stavolta la bravura di Catalin Tolontan e del suo gruppo di lavoro sta costringendo il giornale a dedicare più pagine del solito ad argomenti non sportivi e le autorità ad indagare su almeno 2 aspetti. Primo, esistono in Romania, come anche in Italia del resto, associazioni private di amici delle forze dell'ordine che vanno in giro a chiedere sponsorizzazioni anche alle imprese. Cosa accade quando lo fanno gli amici dei pompieri? Non è inverosimile immaginare uno scambio, io ti sponsorizzo, tu chiudi un occhio. Secondo aspetto, diverse vittime del Collective non sono morte per le ustioni, ma per le infezioni contratte in ospedale. Ci sono inchieste giornalistiche che parlano di sciatteria programmata, ma indagare sui medici, che in Romania sono considerati semidei, è più difficile che indagare sulla polizia. Aceasta este tragedie manufacturată de om. Questo disastro è il frutto di trascuratezze, circostanze sfortunate, piccole e grandi corruzioni e disprezzo della vita umana. Dobbiamo ammettere che dopo 50 anni di comunismo noi non diamo alla vita lo stesso valore che si dà negli altri paesi civili. Care este o trăsătură. Da, din păcate am întârziat. Ero in ritardo quella sera e mi sentivo molto in colpa nei confronti dei miei amici musicisti. Se fossi stato lì, sarei stato dietro il palco. Non ci voglio nemmeno pensare. Ora però credo che il movimento nato dopo la tragedia segni l'avvio di una nuova generazione che cambierà questo paese. Molte energie positive sono entrate in circolo e io spero che resisteranno. La polizia bosniaca ha arrestato 11 radicali islamici accusati per atti di terrorismo e favoreggiamento delle attività illegali dell'ISIS. Gli arrestati avrebbero favorito altri estremisti a raggiungere l'Iraq e la Siria per combattere nelle file del califfato.
La polizia bosniaca ha effettuato varie perquisizioni anche in alcune moschee frequentate dai radicali wahhabiti di Sarajevo. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati materiali che provano i collegamenti del gruppo con l'ISIS. Il 18 novembre scorso un radicale islamico in un attentato nella periferia di Sarajevo ha ucciso 2 soldati dell'esercito bosniaco. Domenica scorsa gli sloveni con un referendum dovevano decidere se confermare o rigettare la legge che consentiva i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la maggioranza dei votanti ha deciso di no, che in Slovenia possono essere riconosciuti dallo Stato solo matrimoni tra uomini e donne. Contro la legge si è espresso il 66% dei votanti, a favore il 34%. Siccome i no hanno superato il quorum del 20% degli aventi diritto di voto, il referendum abrogativo è stato dichiarato valido. Contro i matrimoni gay si è schierata in modo deciso la Chiesa cattolica. V zgodovinskem smislu to pomeni, da se je za ustavo poizkus. Da un punto di vista storico, con questo referendum è stato fermato il tentativo di cambiare la struttura dei valori e della cultura slovena con un nuovo paradigma nell'ideologia gender, secondo cui i dati biologici non hanno nessuna importanza, ma tutto dipende dal contesto sociale. Se fosse passata questa posizione, sarebbero stati immediatamente cambiati più di 70 provvedimenti di legge. Gli stessi promotori della legge hanno spiegato che a loro non interessavano i matrimoni gay, ma l'obiettivo era cambiare il paradigma culturale e antropologico della Slovenia. I contrari alla legge contestavano soprattutto la possibilità che coppie gay potessero adottare bambini. La campagna referendaria è stata promossa da un gruppo di laici vicini alla Chiesa che ora si apprestano ad entrare nell'arena politica per dare slancio all'opposizione di centrodestra. A favore della legge abrogata era il governo di centrosinistra, anche se a promuovere la norma in Parlamento sono stati i deputati della Sinistra Unita che stanno all'opposizione. Io credo che sia una lotta che deve continuare perché ogni discriminazione non può persistere in una società moderna. Come agirete? Per adesso un anno non possiamo più parlare di questa legge, questo ce lo dice la legislazione del referendum, però io credo che dobbiamo persistere, dobbiamo cercare di trovare o una soluzione alternativa oppure continuare con questa soluzione che io credo sia ottimale tra un anno. La giurista Barbara Reigel spiega che il diritto di famiglia sloveno deriva da una legge dell'epoca comunista che già nel 1977 garantì i diritti delle ragazze madri e riconobbe le coppie di fatto istituendo un apposito registro. Nel 2006 è stato introdotto anche un registro per le coppie di fatto composte da persone dello stesso sesso. La legge approvata negli anni 70 era per l'epoca estremamente moderna e per la prima volta garantiva uguali diritti e doveri anche alle coppie di fatto. La legge abrogata dal referendum doveva estendere questi diritti, inclusa la possibilità di sposarsi anche alle coppie gay. Si tratta ad esempio di diritti riguardanti le pensioni, il diritto di assistere il proprio compagno in ospedale e nel penale la possibilità di non dover testimoniare in tribunale contro il partner. Ma il diritto di famiglia che impatto ha sulla società slovena? Le statistiche sono interessanti. La Slovenia ha circa 2 milioni di abitanti. Le famiglie di tutti i tipi, sono 576.000. La maggioranza sono coppie sposate con figli, 224.000, circa il 40% del totale. Seguono le coppie senza figli, le donne sole con bambini sono 116.000, circa il 20% delle famiglie, 61.000 sono le coppie di fatto con bambini, 27.000 sono invece gli uomini soli con prole. Le coppie registrate composte da 2 uomini o da 2 donne sono solo 81.
Enel Produzione ha ceduto il 66% della controllata slovacca Slovenské Elektrárne alla società parastatale di Bratislava EP Slovacchia. L'operazione vale 750 milioni di euro. La cessione avverrà attraverso il previo conferimento di una società di nuova costituzione dell'intera partecipazione detenuta da Enel Produzione e la successiva cessione ad EP in 2 fasi. L'Enel in Slovacchia era proprietaria anche della centrale nucleare di Mochovce. Ogni tanto vengo qui, sulle vette della catena del Pindo, perché da queste parti, a contatto con la natura, mi sento libera, ritrovo pace, mi sembra di ascoltare consigli da una voce saggia che viene dal passato. Uno strapiombo di 1000 metri circa, il Canyon di Vikos è una delle gole più profonde della Grecia e dell'Europa, un vero e proprio spettacolo del creato. Su uno dei suoi dirupi, a 900 metri, è nascosto anche un piccolo tesoro costruito dalle mani dell'uomo nel 1400, è il monastero di Santa Parasceve. Qui molti greci vengono per cercare nella preghiera soluzioni alla crisi e ristoro per l'anima. Negli occhi dei turisti spesso vediamo i segni della crisi. Noi gli offriamo un territorio ricco di spiritualità, natura. Ripartono contenti. Siamo attrezzati anche per il trekking, il rafting, ma non abbiamo mai messo da parte l'eredità del passato. Da secoli, ad esempio, continuiamo a produrre erbe medicinali che hanno curato intere generazioni. Siamo elati sulle montagne della Zagorocoria, nella regione di Ioannina. Chi abita qui custodisce le più antiche tradizioni della Grecia e le mette a disposizione di tutti. Queste montagne sono frequentatissime da famiglie giovani nel tempo libero. Le nuove generazioni da queste parti si trovano a loro agio, perché questo territorio dal 1800 è una metafora della rete. Una cinquantina di piccoli villaggi isolati dal resto del mondo, in realtà una grande città dove ogni paese è un quartiere nascosto tra le montagne, case di pietra, abitanti col cuore grande. Da queste parti non esiste il campanilismo. In passato ogni villaggio era specializzato nella produzione di qualcosa. Al posto di andare in guerra si costruivano ponti per far circolare le merci e aiutarsi ad andare avanti. Sono 100 i ponti come questo, servivano a collegare i villaggi di Zagori, erano indispensabili. Cosa faceva la gente del posto? Quando il fiume si ritirava, iniziava velocemente a costruire. Si partiva in contemporanea da un lato e dall'altro e poi quando veniva messa l'ultima pietra, la chiave del ponte, era una grande festa. Case caratteristiche, rigorosamente rispettose del paesaggio. Al loro interno c'è internet e tutte le comodità di oggi, ma all'esterno sono tutte uguali da sempre. Qui gli architetti si limitano a ristrutturare, non c'è spazio per nuovi stili, troppo forte il rischio di violentare uno dei pochi paesaggi al mondo dove l'uomo ha deciso di passare quasi inosservato tra le bellezze del creato. Questa chiesa è dedicata alla dormizione di Maria. Custodisce degli affreschi molto antichi. Il suo tetto ritornerà nuovo come un tempo. Stiamo usando le stesse pietre e le stesse tecniche che usavano in passato. Altri tipi di restauro hanno fatto solo danni.
Bisogna entrare nel cuore della montagna, lungo il passaggio scavato fin dal 1300 dai minatori che estraevano il sale. Dopo mezzo chilometro si arriva alle camere foderate di legno. È qui, su 40.000 metri quadrati di ripiani, che negli ultimi 2 anni della Seconda Guerra Mondiale i nazisti trasferirono migliaia di opere d'arte, molte delle quali razziate dai vari musei d'Europa. In questa miniera abbiamo condizioni stabili, 7 gradi, 75% di umidità e un'alta percentuale di sale nell'aria. Questo garantisce la conservazione delle opere in un ambiente che altrimenti avrebbe dovuto essere creato artificialmente. Queste casse hanno custodito opere dei più grandi maestri europei, da Raffaello a Vermeer a Rembrandt. Hitler stesso aveva dato ordine di trasferirle qui, ad Alta Aussee, nel Salisburghese, un posto fuori mano e protetto. A guerra finita avrebbero dovuto confluire nel museo del Führer a Linz. Il Terzo Reich era in guerra col resto del mondo, ma non badò a spese per la miniera dei tesori. Si sono impiegati, tra l'altro, cingolati destinati al fronte russo per portare in quota le opere d'arte. Mancava la benzina, allora si sono rimediati carri trainati da cavalli. E, insomma, non si badava a spese per questa operazione. Nelle operazioni di trasporto erano coinvolti non pochi abitanti di Alta Aussee. Tutti sapevano cosa succedeva nella miniera, che era stata fonte di reddito per le famiglie del posto. Negli ultimissimi giorni di guerra arrivò l'ordine di far saltare tutto. 7 grosse bombe come questa furono portate in miniera, ma a quel punto furono i minatori stessi a intervenire. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 1945, 13 minatori hanno trovato le bombe, le hanno portate fuori e le hanno nascoste nei boschi dei dintorni. Poi hanno fatto saltare gli accessi alla miniera, mettendo al sicuro la miniera e le opere, fino all'arrivo degli americani. A guerra finita, la miniera fu sgomberata. Non tutte le opere però tornarono nei musei o nelle case da dove erano state portate via. Qualche abitante di Alta Aussee che aveva accesso al deposito ha fatto fortuna, improvvisamente e inaspettatamente. Ai mercatini di Natale di Budapest la palinka è uno dei prodotti più richiesti. Col freddo ungherese di dicembre il distillato aiuta a scaldarsi. Lo comprano e assaggiano turisti e gente del posto, ci dice un venditore. La palinka è un marchio con indicazione geografica protetta dell'Unione Europea e può essere fatto solo in Ungheria con materie prime locali in 4 province austriache. Un po' come il vino in Italia, si produce sia su scala industriale sia a livello familiare. Gergő Cello ha deciso di stare da qualche parte a metà. Quantità limitata, circa 2-3 mila litri all'anno, alla ricerca dell'alta qualità. La palinka è uno spirito proveniente dalla frutta e non viene aggiunto nulla se non l'acqua alla fine per dare la giusta percentuale di alcol. Se in passato i contadini raccoglievano i frutti dei loro alberi per fare la propria, noi compriamo la giusta frutta dalle migliori zone dove cresce in Ungheria. Il suo processo di produzione prevede una doppia distillazione all'esterno. La prima dura 3-4 settimane, la seconda 6-7 ore. Successivamente c'è la fase della bollitura, anch'essa doppia. La particolarità è che entrambi i forni sono alimentati a legna. È un incubo logistico trasportare il gas fino a qui e poi il legno è un'energia rinnovabile. Crediamo nel riciclo di tutto ciò che produciamo. Gli scarti della lavorazione tornano nella terra come fertilizzanti naturali, come è stato nel passato per secoli. Gergő è ora un imprenditore con 3 dipendenti a tempo pieno e 1 part-time. Ha preso in mano l'azienda di suo padre dopo aver lasciato l'Ungheria nel 2005 per lavorare prima in Inghilterra nei ristoranti e negli alberghi e poi sulle navi come skipper. La sua è una storia positiva di un emigrato di ritorno. Credo che tutta l'esperienza che ho acquisito all'estero possa aiutarmi nel portare questa azienda al livello successivo.
Le tasse sulla palinka hanno creato in passato un caso politico con l'Unione Europea. Il governo Orban aveva cancellato le accise per le produzioni casalinghe andando allo scontro tra governo ungherese e Bruxelles. La Corte di Giustizia ha dato torto ai magiari, costringendo così l'esecutivo a reintrodurre la tassa a chiunque faccia il distillato, sia chi lo fa per mestiere, sia chi lo fa per familiari e amici. Le tasse sono piuttosto alte, solo le accise superano l'equivalente di 3 euro per ogni mezzo litro, ma Gergo non se ne lamenta. Le persone dovrebbero capire che questa tassazione non è così per punizione, ma per sostenere un sistema solido finanziariamente di controlli, per esempio. Come tutti i prodotti gastronomici, anche la palinka ha il suo modo di essere degustata. Come berla? Con gli amici ci si siede attorno ad un tavolo, la si annusa, la si introduce in bocca per sentirne il sapore e poi la si sorseggia piano. Penso sia questo il miglior modo di berla, responsabilmente, perché ha una quantità piuttosto alta di alcol.